Sì, è vero, quella storia lì è successa, infatti dopo quella storia lì tantissimi miei amici mi chiamavano, mi scrivevano, così anche per prendermi in giro, così. Ma la storia del cognome, cioè sin da piccolo sono cresciuto a Napoli, quindi sfottò e tutto, cioè è normale, l'ho presa con simpatia così. Poi crescendo, diciamo, tutti quanti mi conoscono, quindi si scherzano anche meno sulla storia del cognome. Bisogna prendere con filosofia, dai. Sono Francesco Finocchio, ho 23 anni, sono metà brasiliano e metà italiano, mia mamma è brasiliana, mio padre è di qua e niente, quest'anno ho girovagato un po' per l'Italia e adesso sono arrivato qui a Padova. Da piccolino facevo tutti e due gli sport, però ero un po' troppo basso per giocare a basket, quindi ho deciso di continuare con il calcio, che mi veniva meglio. E io sono un appassionato della Grissinbon di Reggio Emilia, che l'anno scorso ha perso la finale playoff contro Sassari, e poi guardo spesso l'NBA. Il giocatore che più mi piaceva era Magic Johnson, e comunque sono un calciatore diverso anche in campo da lui era un play, uno che gestiva il gioco, però diciamo che in campo sono un giocatore offensivo e mi piace, diciamo, fare le giocate, come un po' faceva lui a basket. E diciamo che da piccolino andavamo spesso in Brasile, no? Io, mia mamma soprattutto, così, vivevo un po' qui e un po' lì. E in Brasile si gioca solo a calcio, cioè dappertutto, per strada, in spiaggia, i miei parenti, i miei cugini giocavano tutti quanti a calcio, quindi è iniziato così, diciamo, la passione. E poi anche mio papà era un grande appassionato. E, diciamo, la mia famiglia è tifosa del Flamengo. Sono stato anche lì a vedere una partita proprio del Flamengo al Maracanã. In futuro sarebbe un sogno, non si sa mai, fare un anno in Brasile sarebbe bello. Penso quando ero, diciamo, piccolino, che avevo 16 anni, giocavo al Parma, così, sono, diciamo, arrivate le prime convocazioni con le nazionali giovanili italiana, poi da lì mi hanno fatto il primo contratto e niente, da lì ho capito che se avessi, diciamo, creduto nelle mie potenzialità potevo comunque arrivare a buoni livelli. Non lo so, devo essere sincero, comunque cioè, l'ambiente sportivo, il mondo del calcio così mi piace molto e sto studiando anche per questo, perché dopo vorrei fare management sportivo, quindi restare in quest'ambito. Non è facile, però comunque hai tempo libero, quindi al mattino invece di dormire qualche ora in più ti svegli un po' prima e ti metti sui libri. Dai. Ma secondo me la felicità è, diciamo, non avere rimpianti nella vita e comunque svegliarsi al mattino e fare quello che ti piace.